Oggi siamo a Noale, parliamo di salvaguardia ambientale e di bonifica, lo facciamo nell'ambito di un importante incontro promosso da Ambiveneto e dal Consorzio Acque Risorgive. Alle mie spalle vedete una delle due splendide torri di Noale. Ai nostri microfoni gli interventi del sindaco di Noale Patrizia Andreotti, del presidente di Ambiveneto Francesco Cazzaro, della professoressa Elisabetta Novello dell'Università di Padova, curatrice scientifica del Festival della Bonifica, e in chiusura il bilancio di Andrea Crestani, direttore di Ambiveneto. Andiamo a vedere cosa hanno detto ai nostri microfoni. Oggi a Noale è una delle tappe di Terre Evolute, inserita tra l'altro all'interno della settimana della bonifica di Ambi nazionale, nel quale vengono trattati temi. Ci siamo dati l'obiettivo di trattare temi che riguardino lo sviluppo futuro delle attività dei consorzi, in principal modo proprio la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, che è una delle missioni che hanno i consorzi di bonifica. Sono tre concetti che sono legati indissolubilmente l'uno all'altro. Non ci può essere sviluppo economico senza salvaguardia del territorio. Lo abbiamo visto in questi ultimi decenni, dove si è esagerato in alcune parti di questi tre elementi, e la conseguenza è che sono state penalizzate altre, e l'uomo quando è sfasato in queste tre componenti, non se ne occupa con pari dignità, poi ne subisce le conseguenze. È un compito che ci è stato assegnato qualche decennio fa dalla Regione, che è quello di migliorare la qualità dell'acqua che va poi a sversarsi nella laguna di Venezia. Da qui sono partite intanto tutta una serie di azioni all'interno del consorzio per strutturarci per affrontare questo argomento, e poi le azioni concrete, che sono i vari bacini di fitodepurazione che sono stati costruiti. Sono molti, abbiamo costruito ormai un libretto dove ci sono tutti, e che hanno dato notevoli risultati, con abbattimenti delle sostanze azotate molto molto consistenti, superiori in percentuale al 90. Io credo che sia fondamentale questa azione di coinvolgimento, e è vero che servono per avvicinare i cittadini, ma io dico che servono anche per coinvolgere mondi tipo quello accademico, che magari nel passato lavorava un po' a compartimenti stagni, come lo faceva anche il consorzio di bonifica, cioè faceva il suo, ognuno faceva il suo e nessuno si parlava. Ecco, siamo arrivati a un momento determinante in cui tutte le forze che possono dare qualcosa per una visione futura della salvaguardia del nostro territorio devono collaborare, e questo è uno dei momenti fondamentali, perché qui ci si trova e ognuno dice la sua. A Noale è particolarmente significativo il tema dell'acqua, perché ci caratterizza proprio come territorio. L'acqua è la presenza per noi del fiume Marzenego. Nel passato è stato addirittura strumento di difesa del castello, della nostra rocca, e adesso è momento di bellezza e di cultura dell'acqua. Sappiamo però che nasconde anche le insidie. Il nostro territorio ha delle aree a rischio idraulico, e molti sono stati gli interventi del nostro consorzio Acque Risorgive proprio per agire in tema di prevenzione. Ecco, credo che la grande collaborazione che c'è con il Consorzio Acque Risorgive e il valore dell'azione sul nostro territorio è proprio legato al tema di salvaguardia e prevenzione del rischio idraulico. Davvero con una attenzione, innanzitutto una conoscenza molto approfondita della presenza di corsi d'acqua anche sotterranei nel nostro comune. Noi abbiamo la Bova e il Bigolo, che non sono noti perché non si vedono ma ci sono,
e tutta una serie di interventi che si sono effettuati dal fossato, dalla fossa attorno alla rocca, fino a tanti piccoli corsi che circondano e irrigano anche tutto il nostro territorio. Quindi davvero direi una collaborazione, un legame strettissimo con il Consorzio Acque di Bonifica. E devo dire quanto mai anche negli ultimi anni, dove i cambiamenti climatici ci mettono di fronte anche eventi meteorologici molto importanti, molto forti, il tema della salvaguardia, della resilienza, ecco, del nostro territorio, della prevenzione, sono particolarmente significativi, importanti. Io credo, ecco, giornate come questa, un festival così importante e poi anche continuare a tenere nel tempo tanti momenti e eventi di attenzione. La mia amministrazione, all'interno dell'assessorato all'ambiente, ha istituito anche una delega all'educazione ambientale e vuole proprio essere su questo solco, cioè deve essere un'attenzione continua, deve essere una cultura dell'ambiente e della tutela, e quindi l'evento importante come questo serve ad accendere un riflettore che però poi non si deve spegnere, e quindi tanti altri momenti, progetti che tengano l'attenzione e la comunicazione, perché anche i cittadini hanno un ruolo importante. Noi spesso lo ricordiamo, anche la pulizia del fossato davanti casa, di competenza del singolo, ecco, va a rete con gli interventi più importanti che vengono effettuati o dall'ente comunale o dal consorzio. Quindi sicuramente un tema di grande rilevanza, sul quale anche lavorare insieme per capire quali sono anche le migliori modalità e strumenti comunicativi. Fare squadra se si vuole comunicare dei principi importanti come sono quelli della salvaguardia dell'ambiente e della gestione idraulica del territorio, perché è una di quelle azioni che richiede davvero l'intervento coordinato sia di un mondo della ricerca, quindi del mondo accademico da una parte, e del mondo anche di chi è direttamente operatore nel territorio. E con questo includo anche le amministrazioni locali, in questo caso appunto il Comune di Noale, che sta ospitando questo importante evento, è la testimonianza di come accademia, amministrazione locale e mondo della bonifica devono lavorare insieme, appunto insieme è il sottotitolo anche di questo convegno di oggi, perché insieme, soltanto insieme, si può davvero agire in un modo effettivo, efficace, insomma, all'interno del territorio, coinvolgendo la cittadinanza e riuscendo quindi a comunicare nel modo più chiaro possibile a tutti i livelli quelli che sono ormai le emergenze e le criticità del nostro territorio. Terre Volute, Festival della Bonifica, nasce proprio con l'intento di comunicare quello che è il ruolo del Consorzio di Bonifica, ma anche quella che è stata appunto la storia di tutti coloro che per secoli e secoli hanno lavorato per rendere questo territorio abitabile, vivibile, per rendere la qualità della vita all'interno di queste aree sempre più positiva, più come si può dire, più aperta alle attività economiche in particolare. E quello che è importante sottolineare è anche il bisogno di divulgare il più possibile questo festival, questa nostra idea di far partecipare la cittadinanza, e questa di oggi ne è una testimonianza, come nei giorni scorsi sono stati gli eventi a Bo Euganeo all'interno del consorzio Adige Euganeo, come all'interno anche del Cataio con il consorzio Bacchiglione. Quindi altri eventi che si aggiungono a quello per ora insomma più importante, più lungo nel tempo di Sant'Anna di Piave. Quindi ci stiamo muovendo nel territorio, perché è importante appunto che questo festival sia diffuso. Il termine festival appunto ci dà l'idea anche di un momento di positività, un momento di stare insieme. Ecco perché quello che vogliamo è che non siano solo convegni scientifici, devono esserci, è giusto che ci siano, ma che dare molto spazio anche alla divulgazione di questi concetti, perché possono raggiungere i cittadini e in particolare anche i giovani. Quest'anno, pur con tutte le difficoltà che conosciamo, siamo riusciti a realizzare comunque la terza edizione del Festival della Bonifica, Terre Volute 2020, che però aveva già nel suo interno una novità, perché quest'anno abbiamo ospitato il comitato scientifico che sta lavorando in collaborazione con l'ANBI nazionale sull'evento del 2022, quindi l'evento che segnerà la tappa del centenario della nascita della bonifica integrale, avvenuto proprio a Sant'Anna di Piave 100 anni fa. Però quest'anno abbiamo voluto aggiungere alcune altre iniziative, perché l'idea è quella
iniziale peraltro, quella di portare il festival da una semplice edizione, e quindi 3-4 giorni di manifestazioni, a un festival diffuso sul territorio, come lo è la bonifica d'altronde. La bonifica non è rilegata in un unico posto, si apprezza, si guarda e si riesce a capirla se si percorre il territorio e se si allarga a tutta la nostra regione. E quindi il festival aveva questa ambizione, diventare un festival diffuso. Abbiamo iniziato, e ripeto, pur con le difficoltà, individuando Voi Euganeo come un'ulteriore tappa del nostro festival, che abbiamo realizzato una settimana fa, un bellissimo evento. Abbiamo fatto la presentazione di alcuni progetti importantissimi al Castello del Cataio con il consorzio Bacchiglione, e oggi concludiamo questa terza edizione del Festival della Bonifica proprio annuale, con un evento importantissimo, un convegno la mattina. Oggi, tempo permettendo, ci sarebbero state delle visite sul territorio, alle oasi, ai territori di questa bellissima area, e questa sera uno spettacolo dedicato alla città, proprio per sempre sui temi del cambiamento climatico, con Giobbe Covatta, proprio per portare nei vari territori, nei nostri vari comprensori, dei micro festival per rendere proprio diffusa questa nostra iniziativa. Si chiude oggi questo percorso, che ci ha dato degli spunti interessanti, per poter fare l'edizione del 2021 sicuramente molto più interessante, molto più diffusa. La settimana della bonifica aveva in sé questi concetti, quindi porte aperte, accogliere i cittadini a visitare le opere di bonifica. Con il festival abbiamo cambiato un po' i format, e ci stiamo però riuscendo a portarlo proprio diffusamente sul territorio della nostra regione.